Secondo le statistiche, la Campania si posiziona al primo posto con il reddito di cittadinanza. Sono tante le famiglie in difficoltà che lo percepiscono e altrettanto numerose le persone che, pur non avendo diritto, lo percepiscono lo stesso. I cosiddetti parassiti. Cari parassiti, io vi troverò e vi premierò perché io sono Gianni Marino, la chiappa parassiti. Tu ovviamente sei un disoccupato. No, Ah, strano, avevi proprio la faccia del disoccupato, senza offese. Di cosa ti occupi? un'impresa di pulizie dove lavoro da solo e gestisco io diciamo tutto il lavoro che faccio, pulendo strutture, uffici, pure delle cantinole, tutto quello che poi capita nel settore di pulizie. Ecco qua, questo è tutto. Scendo la mattina presto proprio perché sono da solo e cerco di portare tutto subito nell'arco, cioè, per non stancarmi troppo anche con questo caldo. Ah, hai un'impresa di pulizia. E ti conviene. Cioè, la mattina già devi scendere presto ed è uno stress esagerato. Poi arrivi là, una lavata a terra la devi fare, l'aspirapolvere lo devi passare, se vedi dei mobili devi levare la polvere. Ma chi te lo fa fare? Prenditi un bel reddito di cittadinanza, così ti svegli alle 4 del pomeriggio e poi se ti va la spazzata la fai a casa. E poi in qualità di disoccupato io ti omaggio anche del premio parassita dell'anno, ti. No, no, grazie, te lo puoi tenere. Ma guarda che sarebbe un toccasana per te, anche la tua stessa pancia, guarda. No, è più piccola. Mi dispiace, te lo puoi tenere. Contento tu, contenti tutti. Ciao, tu lavori o sei disoccupato? Io lavoro, mi occupo di telefonia, faccio parecchie ricariche. Parecchie ricariche, ti occupi di telefonia. Ma è un casino, fai la ricarica a uno, una ricarica a un altro, la ricarica a un'altra ancora. Ma poi tu alla fine della giornata stai scarico. Ma venditi tutto, prenditi un bel reddito di cittadinanza, così ti riposi dalla mattina alla sera. E se proprio ti piace di stare al telefonino, chiami la tua fidanzata. Così, in qualità di nulla facente, ti omaggio anche del premio parassita dell'anno, tieni. No, io preferisco lavorare, mi piace lavorare. Ma vuoi vedere a Napoli l'unico che non lavora sono io. Tu ovviamente sei un disoccupato? No, io tratto piante e fiori. Wow, piante e fiori? Ma è un lavoro stressantissimo. Pianta la mattina, pianta il pomeriggio, pianta la sera. Ma piantalo sto lavoro, è troppo stressante. Quanto mai? È così bello, hai a che fare con la natura. Ma no, prenditi un bel reddito di cittadinanza, cioè licenziati, così poi da disoccupato io ti dono anche il premio parassita dell'anno. No, no, mi sta bene così, voglio lavorare. Ragazzi, abbiamo beccato un altro lavoratore. Tu sei una casalinga? No, lavoro E che lavoro fai? e sto in call center. Call center? E ti conviene, su 8 telefonate su 10 che fai ti prendono a parolacce. Tra l'altro se becchi una nonnina al telefono vuole lei i soldi da te, ma licenziati, prenditi un bel reddito di cittadinanza, così la telefonata al massimo la fai a tuo marito e poi se ti licenzi io ti regalo il premio parassita dell'anno. Non mi serve, non vi serve. No, io preferisco lavorare, guarda, meglio lavorare che stare a casa senza fare niente. No, io lo amo questo lavoro. Mi dispiace, il premio te lo puoi tenere, non mi serve. Mi ha lasciato pure solo. Finalmente abbiamo trovato un disoccupato. Tu sei un disoccupato? No, io tutte le mattine mi sveglio puntualmente, vado a lavorare in un supermercato, alzo la serranda, preparo i banchi frigo per preparare alla clientela e questo è. Cioè tu lavori in un supermercato, ti svegli presto la mattina e c'è uno stress, poi ti metti a alzare la serranda, poi riempi il banco frigo, cioè tu col tempo prenderai il colpo della strega, cioè tu stai andando a lavorare per pagare l'ortopedica, amico caro, ma licenziati, prendi un bel reddito di cittadinanza, così ti riposi e una volta che ti sei licenziato io ti offro anche il premio parassita dell'anno. Ma non lo voglio questo premio, come se voglio andare a lavorare onestamente come tutte le mattine, ma perché mi devi dare questo premio? Ma non lo voglio, tienitelo tu. Cioè qua tutti i lavoratori li becco io. Non ci crederete, ma nonostante i soliti luoghi comuni, qui al sud la gente lavora. Non ho trovato parassiti. Forse solo una zanzara. Ma io non mi arrendo. Cari parassiti, io vi troverò e vi premierò, perché io sono Gianni Marino, la chiappa parassiti.